Un benvenuto a tutti gli amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Oggi trattiamo un'apertura che si vede poco giocare nei tornei ad alto livello perché possiamo considerarla strana come apertura. Secondo la teoria che ci dice di controllare il centro con i pedoni, di sviluppare sin da subito i cavalli, questa apertura, che è denominata apertura polacca o orangotango, invece controlla subito i lati della scacchiera. Infatti viene subito giocato il pedone B, che è un pedone diciamo dell'ala di donna, quindi va contro ogni teoria classica, diciamo. Ma qual è lo scopo di questa apertura? È lo stesso dell'apertura B2 e B3, quello appunto di mettere in fianchetto l'alfiere, ma soprattutto perché spingere solo il pedone in B3 quando si può metterlo in B4 che può controllare anche la casa C5 che spesso viene utilizzata dal nero. Quindi è questo lo scopo del bianco, subito sviluppare l'alfiere camposcuro in B2 in modo tale che possa andare ad attaccare su G7 quando il nero farà l'arrocco corto. Quindi non è un'idea assolutamente malvagia. Ora bisogna solo capire come il nero può rispondere ad un gioco del genere. Esistono veramente tanti tipi di risposte, ma la più gettonata sicuramente è 1 e 5, questa qui. Lo scopo di questa mossa ovviamente è quello di controllare il centro, infatti abbiamo spinto un pedone centrale e abbiamo liberato sia il raggio d'azione della donna sia il raggio d'azione dell'alfiere che va direttamente a puntare sul pedone B4. Quindi con una mossa abbiamo preso due piccioni con una fava e infatti ora c'è sotto minaccia il pedone B4. A questo punto si può decidere di difendere questo pedone con per esempio la spinta A2 e A3 oppure più semplicemente giocare alfiere B2. Perché questa mossa? Perché il bianco pensa, va bene, cambiamoci i pedoni. Tu ti prendi, tu nero ti prendi un mio pedone laterale B4 che non me ne faccio niente, mentre io invece ti vado a prendere un tuo pedone centrale E5 che vale molto di più. Questa è la teoria del bianco. Tuttavia al nero, come vediamo adesso, conviene fare questo cambio. È vero che perde un pedone centrale, ma è vero anche che ehm, ne guadagna in termini di posizione. Andiamo a vedere, quindi il nero cambia per B4, il bianco cambia per E5 e ora abbiamo questa bella posizione. Come può giocare ora il nero? Può per esempio giocare cavallo C6 andando a minacciare subito questo alfiere, ma può giocarlo anche in un secondo momento. Per esempio, una buona mossa è quella di giocare cavallo F6, sviluppando già due pezzi e liberando già l'arrocco. Inoltre, col cavallo F6 il nero non teme più l'attacco su G7. Ecco, era un punto veramente molto debole. Con cavallo F6 è stato coperto e perciò il nero non teme più nulla. Anzi, io direi che questa mossa di cavallo è assolutamente da fare il prima possibile. Ok, ora tocca al bianco. Come può giocare il bianco? Anche qui può spingere A3 per minacciare l'alfiere in B4, può sviluppare il cavallo in F3 o può più semplicemente giocare E3, anche lui col duplice scopo di liberare il campo d'azione alla donna e all'alfiere. Quindi l'alfiere camposcuro è già stato sviluppato, ora pensiamo anche a sviluppare quello campo chiaro. Solo dopo aver giocato cavallo F6, il nero può giocare cavallo C6. A questo punto, l'unica casa di salvezza è la migliore, non è l'unica di salvezza, però è la migliore che dà maggiori possibilità d'attacco in futuro a questo alfiere, è quello di ritirarsi in B2. Ora possiamo già fare un sunto della situazione, ma prima si può giocare tranquillamente D5. Ora, senza stare a fare troppi calcoli e troppe analisi concrete, da un punto di vista strettamente teorico, sicuramente questo è qui il vantaggio ce l'ha il nero. Perché? Perché ha tre pezzi sviluppati,
contro uno solo del bianco, cioè il nero in vantaggio di tempi, quando dovrebbe essere il contrario, che il bianco va in vantaggio di tempi. Inoltre è vero che non ha il pedone in E, ma ha questo pedone in D che ha aperto anche il raggio d'azione dell'alfiere Campochiaro. Dopo un arrocco torre E8, io non penso che il nero tema grandi attacchi. Anzi, qui l'unico che deve temere attacchi è proprio il bianco, che per esempio dopo cavallo F3 può ricevere anche minacce poi da parte dell'alfiere in G4. Comunque queste sono tutte posizioni poi molto giocabili. Questo per far vedere la prima risposta che era con la spinta E7 e 5.